Sempre per il ciclo Migliori si diventa, ci siamo incontrati il 30 ottobre al Museo Nicollis di Villafranca di Verona. Il tema era la meritocrazia come responsabilità individuale. Ora, il tema della meritocrazia è stato analizzato anche in questo caso da numerosi imprenditori, professionisti, ma anche dipendenti o semplici cittadini. Uno dei punti fondamentali è stato quello che la meritocrazia ha bisogno di criteri oggettivi per essere esercitata e per dare il buono che in questa pratica si può ritrovare. Altre caratteristiche importanti che la meritocrazia deve avere per funzionare sono la condivisione, nel senso che la meritocrazia va condivisa fra tutti quanti gli attori del gioco, ma poi è impossibile pensare a una meritocrazia che non preveda dell'impegno e della passione da parte di chi partecipa. Tutti quanti hanno convenuto che è importante stimolare la meritocrazia e quindi il lavoro di tutti quanti verso un obiettivo comune, ma che sia anche frutto di responsabilità individuale per fare fronte alla pressione competitiva che viene da tutto quanto il mondo. Per fare fronte alla crescente competitività dei mercati è importante stimolare la meritocrazia, abbandonando tra l'altro alcune pregiudiziali ideologiche che per lungo tempo hanno compromesso la sua applicazione. Un'importante sottolineatura è stata quella che mette di fronte le due Italie, l'Italia dell'impiego pubblico e l'Italia dell'impiego privato. Si è notata una certa differenza nell'applicazione della meritocrazia. Tutti sono stati concordi nel puntare a una progressiva diminuzione delle differenze tra i due settori. Quando si parla di meritocrazia si parla necessariamente anche di selezione del personale. È importante selezionare bene perché poi i criteri meritocratici possono venire applicati con efficacia. Sono state portate le esperienze di numerose aziende che applicano dei criteri meritocratici in maniera molto avanzata. In tutti quanti i casi l'oggettivizzazione è diventata la parola chiave. Quindi è importante che chi si dedica al lavoro comprenda esattamente cosa deve fare per poter provare il proprio valore. La meritocrazia necessariamente però richiede di contemperare sì la responsabilità individuale, quindi l'ambizione e anche una certa forma di egoismo individuale, con la capacità di cooperare e di funzionare bene in gruppo. Solamente contemperando queste due esigenze si otterrà il massimo da questa forma di governo dell'azienda.